Ciao imbruttiti, oggi sono alla festa di 10 anni del caffè Madame a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza e oggi sono venuto a chiedere ai veneti cosa ne pensano delle parole straniere che usiamo normalmente parlando. Andiamo a vedere. Qual è la tua parola straniera preferita? Gin tonic, acqua tonica più gin. Allora, se ti dico il mood. È il mood. È il mood, è una roba grande, non so. Sarà una roba che si fa tutti i giorni, non so, adesso. Mood cioè, una monada, come una roba del genere. Ah, mood come monada. Sì, poi una roba del genere sta roba qua. Il mood, è un modo. Ho fatto le scuole basse, ero al primo piano. Tipo moon, so qua D, penso una luna, qua D. Ti vedi una luna, però con forma di D e penso sia il mood. Penso, dopo. Sì. È easy, una cosa semplice. Che ti si vuole farla? Come lo spelling? No. Y, E, A, S, e I lunga. I lunga. Sì, più o meno. sì. Ok. C'è la pill? La pill intesa come pillola. PLL su PILL. Cuscino. Cuscino. Inglese, Cuscino. Spelling di appeal, PIL. P-I-L. Oppure tu lo dici l'inglese è PEAL. Così una parola intera. APPEAL. Cosa dice questa? Ma che cazzo? No, sa niente questa. Era giusto. La pill. Lei è un bel pittone, una roba così. Bel pittone. No, il pittone è un serpente che va dappertutto. A pill. Sì. Cazzo. Duretta questa. Prendi. A pill. Piglia. Sì. Sex appealer. Quindi tu non sei un serial killer, ma sei un sex appealer. Sì. Fammi lo spelling sex appealer. S-E-X-A-P-P-I-L-E-R, appealer. Appealer, sei un sex appealer. Ok. Le massa se c'ho. Sa tutto. Pile. Hai il pile. Quindi tu stasera non hai appeal. Non savaria mia dirte. Non savaria. Non so perché, ma avevo sto dubbio. Se la batteria? Pille? Le pile? Se batterie. E il tuo sex appeal? Dove sei? Da Montanaro. E conquisti chi? E Graspe più che altro. Il PIL è il prodotto interno lordo. La PIL generalmente mi sento pelato. Marinopil. Quando hai una apparenza. Sì che pill, non stiamo. Quello che si fa il peo. Te lo fai il sick appeal. Tutti i giorni. E sick appeal in faccia. Sì, capire in faccia fa male. No, ma non fa neanche conquistare. No. Cool. Cool. Freddo. Ghiaccio. Ma è cold o cool? Cool. Cool. Freddo e cool. Cool. E cooled. Jet lag. Ah? È il jet lag. Jet lag. E ora leg e sei gambe. Sì. Boh. E jet alle gambe. Jack leg. Jack a giacca. Sono le gambe. Qua giacca. Jack Daniel. Dopo sto viaggio ho un jet lag. Un ricordo. Ah, un ricordo. I momenti in cui l'aereo ti prende e ti viene sonno. Beh, jet, leg e gamba. La tua gamba va velocissima. Ma te da dove sei uscita te? Jet lag. Sì. Conosco una roba Jack Daniel, no, non so, Jack. Sarà un modo di dire usato da inglesi, non so, per dirsi una roba, non so, sarà un messaggio in codice, non so. Se vai in aereo, messaggio in codice, jet lag. Sì. Aereo ti dice Jack Tony, cosa sei? Jack tonic, Jack tonic. Sì, perché leg vuol dire gamba e Jack sarà un nome a gamba di Jack. Se tipo è sbalzo de ore. Se tipo te vede da che altra parte del mondo, può essere. Jet leg sta per gambe. Jet leg. Ti getti le gambe. Non so mia amica. JATCHLAGR. Jet lag. No. Se quando che ti sei un poco ciapà con le bombe dopo un volo aereo. Ma no. No. E leg è sicuramente una gamba. Sì. Ma penso che il jet sia comunque un aereo, penso che una gamba aerea. Penso una gamba che vola verso l'alto. Tipo mi che alzo un zanocchio, su un jet lag. Penso, ti ripeto. E il dress code? No, è ora il dress code è una roba che mi tocca parecchio.
penso che il dress code sia un tema molto attuale che c'entra tanto il vestiario delle persone. Penso che bisogna vestirsi in qualche modo. Wow. Wow. Praticamente mi sono molto raro, no, in camicia, col giubbotto, con la piagola dentro. E il tuo dress code? Un strassone. Dress code? È quello che ti dopri col telefono? Quello che ti fai scanner col telefono? Sento a mio agio. Hai un bel dress code. I feel dress code. Stasera se festa, so elegante. Semplice e elegante. Non so il dress code. Qui che ha coda. La coda. Dress? L'evento è caldo. È caldo. Cold. Ah, cold. Dress cold. Cold. Ah, perché cold è caldo, giustamente, in inglese. Ma cold non vuol dire caldo. Non vuol dire caldo. Sì. No, dice lui. Ah sì. Sì. Hot. Hot se. Hot se. No, cos'è io po'. L'evento è interessante. Cioè no, dress. L'appuntamento. L'appuntamento. Allora, il dress code è lo stile che devi avere quella serata lì. Ah, tipo a mia, cioè adesso io. Vedete che è il dress code a Mona, per esempio. Ok. Codice barre di vestiti. Dress vuol dire porta. Sì, dress si porta. Dress e porta. E cold se è caldo, porta calda. E il tuo dress code invece qual è? Scarpe, calzetti, braghe, anca e giubbotto. Se a te a Milano ti invitano a una serata col dress code black, Femo festa, bevere, for festa. Ah, campari, qualcosetta.